Ore 18:30. Nurri. Il sole sta tramontando e ora si fa arrostire. È sceso la notte. Adesso abbiamo acceso il fuoco, perché dobbiamo arrostire le 3 bistecche giganti di manzo sarde, proprio che qui a Nurri, come sapete. La carne che c'è qui a Nurri, ragazzi, è proprio è fantastica, veramente così buona che non vi immaginate. Quindi fra poco dovremo arrostire, perché adesso la legna si sta, guarda che bella, accumulando, guarda che bella, a forma di triangolo. La cucina degli esploratori Urbex, un po' misto, sulla Sardegna. Vero Matte? Siamo esploratori. Yes, yes, yes. Raga, stiamo cenando. Non piace da su. Per illuminare un po', perché sono... Vengo? Ragazzi, stiamo cenando. Per illuminare un po'. Stiamo bisteccando alla Cagliaritana, però purtroppo, perché avevo visto questa bistecca gigante a 4 fette e ce la stiamo un po' sgallubando alla sgalluba, vero? Quindi guarda che bello, è già spazzata. È rimasto un altro. Cos'è? Cosa da sgalubare? Mangia l'insalata, intanto. Secondo me ti piace il merluzzo a te? Merluzzo? Vero? Peccato, olio e aglio. Ma c'è lo sulla sgranocchiata. Guarda che bella figlia! Bistecca sarda alla Cagliaritana. E se va tutto bene domani mangiamo anche il maialetto di Nurri. Invece no, devo mangiare le pennette al sugo con origano. Giusto? Giusto, aspetta. Il sugo di tristezza e disperazione. Il sugo è quello Antonella. Il sugo di Antonella. Sardo. Salve, sì. Invece no. Coca-Cola. No. Troppo poco cotta, promettilo. Dopo? Poco cotta. No. Perché? Quel pezzo dico, no, quell'altro andava bene, quel pezzo era poco cotto. Oh Steven, l'acqua dov'è? Anche della bottiglia. E guardi. Ah no, è qua, l'avete nascosta. Era nella sega. Tutta
Minchia. Alla salute ragazzi, alla salute. Con frutto libero e sardo libero. Sarda l'anima, utinusa anima sarda. Oggi Peppe sei pienissimo. Sei lanciato perso. Anima sarda, un rutto finale, bellissimo. Che bisteccaton, che stravaglion. I sardi sono sardi ragazzi. Sempre, sempre, sempre. Per tutta la vita. Guarda qua, guarda che bella. Bellissima. Proprio al sangue, vero? No, questa è costata. Costata. Costata? Di manzo. Ah, ecco di manzo. Bortigalese. Allora, questo video nessuno non deve guardare vegetariani, perché se vede una cosa del genere svengono. Perché ragazzi, allora chi è È onnivoro? stampata questa. Stampata a Nurri nel campo. Ah, ok. Sì, sì, c'è una bestia che la stampa. E quindi ragazzi, chi è onnivoro allora può mettere questo bellissimo like e sfondare fino a 100 ragazzi. Chi è l'anima sarda ne capisce proprio, e chi è di Nurri, che lo saluto anche, e quindi ragazzi la vostra carne è magnifica, alla grande. Forza Sardegna per sempre. Veramente così buona, guarda. Ma hai mangiato in vita tua, vero? No, vabbè, l'ho mangiata nel coso. Come si chiama? Elettrico. Ah. Però cammino è tutta un'altra cosa. Pepper, ci apriamo un'azienda di traslochi. Mica traslochi Indiana Jones pronti su 24 su 24. Lungo il nome, minchia. Accendiamo la luce ragazzi, che dobbiamo andare a prendere un po' di legna. Vediamo un po'. Quale prendiamo? Ah, questo. Dopo vado a fare una piccola esplorazione, E poi andiamo dopo. a indagare. E? Ma prendi sto ramo. Chiudi la porta e prendi sto ramo qua, guarda. Sì. Ok. Ragazzi, è iniziato il momento dell'indagine. Se si sente qualcosa di mistero su questa notte qui a Nurri. Allora ragazzi, stiamo andando a vedere se sento di strani rumori, che sia, non so, o animali, magari fantasmi, potrà essere di tutto, poco a poco. Porca miseria, vediamo poco a poco cosa succede. C'è qualcuno qui? Rispondete, chi c'è? C'è qualcuno? Che abbiamo tagliato. Andiamo qui nel magazzino. Se c'è qualcosa qui, batti un colpo.
che qui non si sente nulla. Io accendo questa, accendo quella binocolare. Beh, che succede? Un team che non funziona più. No. C'è, si è scaricata la batteria, no. Non ci posso credere. Si è scaricata la batteria, ragazzi. Con la torcia frontale. C'è qualcuno qui? Se vuoi batti un colpo, fai qualche suono. Qualunque cosa, non ti preoccupare. Fatti sentire. Andiamo verso il magazzino. Minchia. Ma questa cosa c'era prima? Queste rocce. Strano. C'è qualcuno qui? Ecco, prova. È dentro quella foresta là che c'è dentro là. Se si vede il cielo. Il cielo. La Via Lattea. Andiamo dentro. No. Perché? Ah, guardate il soffitto. Non ci posso credere. Questo non l'avevo notato, ragazzi, sta crollando. Il seminterrato misterioso sta crollando, ragazzi. Porca miseria. Sta crollando, ragazzi, guardate. Fa veramente paura. Ah, mio Dio. Chi c'è? Manda un segnale, un rumore. Ora. Che barba, mica c'è un silenzio tombale. Ascolta, qui ci sono i pipistrelli? Spero di no. Minchia. Ragazzi, c'è un silenzio che non vi immaginate. Qui a Nurri, ragazzi, c'è un silenzio tombale. Hai provato a prendere questo legno per farlo bruciare? Questo va bene per bruciare. Sì, lo prendo intanto. Prendilo Prendilo tu. No, lascia. Lo prendo? No, lascia. Lo vuoi spegnerlo? Non riusciamo che è pericoloso che crolli qua. Minchia. E io? Cazzo, ragazzi, io prima sono passato io qui e non mi rendevo conto che quello stava per crollare. Cazzo. Guardate tutte le ferriate. Nel Subaru. Porca miseria, questa cosa la miseria, non ci avevo fatto caso di andare a vederlo. Porca miseria. Una per terra.
i piatti anni 80. Sento lupi. Ci sono i cani. C'è qualcuno? Aspetta. Forse è qua. Forse è là. Si sente un rumore. Che c'è? Shh. Aspetta. Si sente di strano. Facciamo qua se si accende questa. Allora. Anche c'è un uccello lì su. Ecco chi è che faceva quel rumore. Ondine. Ciao amore. Guarda che scappa. Non avvicinare. Ciao piccolino. E tu che stai facendo quei rumori allora? Oh. Era la rondine, era. I sogni. Se ne va. Tutta questa cosa è tutta da bruciare. Strano che qui pipistrelli non ce ne sono, Boh. Ok. No. C'è un... come si chiamano questi qua? Lumaca. Che magnifica lumaca. Cioè, guardate come sono fatte. Lombrico. Ok. Ragazzi, ho capito perfettamente che qui a Nurri c'è un silenzio tombale e... qui c'è un fantasma. Ah, ok. Ok, ragazzi, allora io vi saluto, vi mando la buonanotte. Ho notato perfettamente, ragazzi, che Nurri non ha un segnale di anima viva, di qualcosa di misterioso. Forse c'è stato poco di tensione quando ho sentito quei strani suoni che era dentro in quelle cespugli, però dentro nella soffitta, non soffitta, nel piccolo seminterrato o comunque un magazzino, non c'era niente, c'era silenzio tombale e c'era un pericolo, guarda, che stava crollando, ragazzi. Ma il sapone non c'è per le mani. Eh? Il sapone per le mani non c'è. Forse ce l'avrà. Quindi ragazzi, niente, io vi saluto, vi mando la buonanotte e ragazzi, da qui è tutto. A noi abbiamo fatto anche l'indagine, anche notturno, niente, ci vediamo direttamente a domani, ok? Ciao ragazzi, buonanotte.